La solitudine è il vero male che affligge le anziane, soprattutto dopo i 70 anni nella nostra regione. I motivi sono diversi, dalla perdita del marito alle difficoltà relazionali con i figli o familiari. Sono i dati che emergono da un'indagine svolta su 848 anziane della nostra regione, dai coordinamenti donne dello SPCGL Veneto e che variano da provincia a provincia. E se poi prendiamo ad esempio donne che vivono nelle zone di montagna, pensiamo alla nostra provincia di Belluno, no? Che sono proprio anche isolate fisicamente, no? Molto distribuite nei paesetti, case non vicine, eccetera, là il dato della solitudine è un dato più rilevante. E la solitudine invece delle donne nelle città, abbiamo questo dato dentro ai condomini stessi, dove dovrebbe essere una comunità attenta, no? Ognuna che guarda a chi gli abita vicino, e invece sappiamo che chiusa la porta, ognuno è solo con se stesso. Il 29% soffre di solitudine per più ore al giorno, una su 4 invece ha paura ad uscire di casa. C'è anche chi ha problemi di coppia e relativi alla sessualità, il 6%. Fra i dati dell'indagine emerge anche come per il 28,6% del campione il momento più critico della propria vita sia derivato da un lutto. Cosa fare dunque alla base di questi risultati? Potenziare i servizi sociali e i servizi di assistenza domiciliare, perché laddove appunto c'è non autosufficienza c'è anche bisogno di avere proprio aiuti concreti. Non può essere il peso di questo fatto non può ricadere soltanto sui familiari, perché poi succede un fenomeno, quello che noi chiamiamo burnout, no? Che si ripercuote sulla persona non autosufficiente. Luoghi di aggregazione, luoghi dove le donne e gli uomini pensionati possano trovarsi e stare in compagnia, ma addirittura, io dico di più, anche trovare luoghi di aggregazione in cui possano incontrare le nuove generazioni,